Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Una buona giornata a tutti e ben ritrovati anche in questo mercoledì 3 marzo nell'appuntamento con le stelle di Radio.0. Buon ascolto con l'oroscopo. Ariete, strana giornata per tipi vivaci e iperattivi come voi, tutta improntata all'introspezione e al sogno. Ogni tanto una pausa di riflessione ci vuole proprio. Cuore è chiuso nel cassetto, avete bisogno di fare il punto della situazione. All'amore chiedete di più, come ad esempio un po' più di entusiasmo. Toro, coppia altalenante con la luna all'opposizione, scampate un litigio grazie ad amici altruisti e sinceri. La verità fa male, ma può anche fare del bene. Tra soci c'è qualcosa da discutere, modulate aspettative e speranze sulle attuali condizioni economiche. Gemelli, focus sull'amore oggi. Venere in aspetto dinamico segnala richieste eccessive inoltrate con un tono che scoraggia qualunque tentativo di mediazione. Da un lato c'è la fiaba romantica, dall'altro c'è il quotidiano molto più concreto e meno zuccheroso. Cancro, felici e fortunati, così oggi vi vogliono le stelle, luna, venere e sole sono abbracciati in un trigono acquatico in cui è facile lasciarsi andare. Siete al top della creatività, visti dall'esterno sembrate svagati, ma il lavoro tutto interiore produce capolavori. Leone, all'ordine del giorno increspature superficiali prodotte da Luna e Urano in quadratura. Le critiche vi spingono a reagire male chiudendovi in voi stessi. È soltanto mercoledì, ma siete già stanchi ed emotivati. Se manca il consenso perdete facilmente smalto. Vergine, atmosfera stimolante, anche se la ragione non sempre sta dalla vostra. Con Venere in palese disaccordo, qualche complicazione investe anche voi. Tanto può l'ambiente, basterebbe lasciarsi un po' andare perché tutto si incanalasse nella giusta direzione. Bilancia, momento relativamente tranquillo, focalizzato su lavoro e finanze. Di fatto non accade nulla di speciale, l'equilibrio si riconferma come regola di vita. Un favore reso a un collega pareggia quelli ricevuti, l'impressione è di grande affiatamento e armonia. Scorpione, siete i favoriti dello zodiaco oggi, baciati dalla luna in trigono a Sole e Venere. Mercoledì quindi emozionante che neppure la vostra gelosia riesce a rovinare. La luna vi rende ricettivi, le vostre antenne leggono nel cuore degli altri come in un libro, al centro dell'attenzione la creatività. Sagittario, stonati dalla piega sottotono della giornata, attraversate il presente con l'occhio rivolto al passato, il cuore a mezza via tra ricordi e fantasie. Dubbi e sospetti oggi si intrecciano, se qualcosa non gira per paura di perdere l'amato bene lo tenete al guinzaglio. Capricorno, astri benevoli quelli che vi sostengono oggi in un clima armonioso e rilassato. In un ambiente favorevole mettete in luce il vostro lato migliore. Rendimento proficuo sia in proprio che in azienda, tra affari vantaggiosi e una fluida comunicativa. Acquario, la luna vi fa desiderare bocconi troppo grossi, generando insoddisfazione. Non giustificate l'inconcludenza con i vorrei ma non posso. Diverbio con il partner per futili questioni, non tollerate le sue critiche sulla gestione finanziaria. Pesci, vincendo la paura di sbagliare nella professione passate all'azione e fate centro. Potrebbe andare meglio in amore se seguiste i consigli di un amico. Su vari fronti il lontano vi porta fortuna, dagli studi alla ricerca di nuove sinergie affettive. Meglio oggi guardare oltre. È tutto quindi per questo mercoledì dalle stelle di Radio.0. Vi auguriamo una buona giornata e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0